C'è tutto il tempo, c'è tutto il tempo, c'è tutto il tempo. Calma. Perché sto tutto agitato che poi trasferisco l'agitazione ai giocatori? Calma. Dai amici bellini, un sonno però non è tardissimo, insomma dai, non è prestissimo, figurati. Bravo Politano. Torna il maestro titolare e dobbiamo capire se Ndombele sta bene. Anche dall'inizio. Bella lui. Bravo Raspadori. Ma c'è Kim, dove vai? Se ne chiudono Rachmani, è pazzo. Il tunnel, devi tirare e fare gol. Madonna mia! Incrocio dei pali. Bello. Oh. Vai Ndombele. Politanos. Dai ragazzo. Bravo Di Lorenzo. Ancora. I tacchetti su Mario Rui. I vire con Maz. Maronna mia. No. Mamma mia. No, perché poi il mazzo è che il rimpallo fuori gioco. Attraverso. Vabbè, 1 per 1. Forza Napoli, dai. Ndombele, vai. Bobotta. Bobo Vieri. Si deve infilare pure lui perché bisogna creare superiorità là. Bravo Raspa. Vai Ndombele. Bel fallo si è preso. Bel fallo. È interessante vedere Kvara vicino al pallone. Non c'è Zielinski, ricordiamo. Quindi può essere che lui è uno di quelli. Poi la batte Mario Rui. Vedi l'arbitro che si marca qua a Raspadori. Ma veramente. Bravo Kvara, se l'è presa di nuovo. Nata volta. Bravo Mario. Brutto fallo. Devi ammonire, signor arbitro, non si può. Spinto a due mani Raspadori. Polito. Bravo. Raspa piano. Zani macchia. Kvara a destra se n'è andato. Rigore, mamma mia, quello un movimento doveva fare. Si è andato a prendere il pallone a destra e ha creato il panico. Mamma mia, netto. Vai per bene. Napolitano. Sono un tifoso napolitano. E andiamo a berci su. Lo sapete, c'è qualcuno che già è prelibato, è freschezza. Bel rigore Matteo, bravo. Stava bello teso, Però l'ha allargata perfetto. Questi sono i rigori perfetti. Basso, ben angolato, addirittura ad aprire. Bravo. Attenzione. Non facciamo scherzi, Anghissà. Chiede scusa perché questo è il retropassaggio per Meret. Folle di Anghissà. Scarpette Anghissà, scarpette. Lobotka, tutto il campo. Guarda Kvara che si è preso altro spazio. Bravo. Questi tagli. Bravo. Rachmani è pazzo. No, però questa è una chiave tattica, nel senso che loro non attaccano i nostri difensori. Stanno belli attaccati, aspettano un pochino, ma il difensore non lo pressano. Quindi c'ha spazio. Marò se n'è andato dessert. Mamma mia, bravo Kim, perché Rachmani si era squagliato come un dessert. Bravo Politano. Attenzione. Valeri. Raspadori pestato. Raspadori non simula. Piato una botta prima in destra, si è alzato subito. Raspadori se sta a terra non simula. Poi lo vediamo. Seguito a uomo Kvara, per questo ha dovuto tagliare un paio di volte così. Bello il calcio. La manovra avvolgente. È avvolgente. Bravo Politano. Rachmani che rideva, ma l'hai presa tu, Bello Lobotka. Di Lore, bravo. Bello Politano. Bello, i cambi di gioco. Bellissimo. Mario Rui si è addormentato. No. Guagliata. Bravo Meret. Era bello il movimento di Mario Rui. Vai Ndombele, dai, bravo. Non ha chiamato il fallo, continua. Vai Anghissa. Anghissalto.
Va bene ragazzi, lasciamo dei like perché questo è un dominio un po' farraginoso. È un nuovo termine, il dominio farraginoso. Quindi lasciamo i like che poi sbloccano la partita successiva. Lo sapete già come funziona, perché poi... vai, vai. Io non ci posso credere, ma manco il tempo, hai capito? Io sto editando, sto facendo le cose, un'occasione per il Napoli e poi la Cremonese. Che è successo? Questo è anche un po' il mazzo, eh? Il tiro sporcato è proprio il dessert, che era tutta la partita che questo diceva che stava cercando il primo gol e ovviamente ci ha inguaiato il dessert. Dai Napoli, dai che sei più forte, non scherziamo. Attenzione! Madonna mia, no, ha spinto. Bravo Ndombele. Oh che reche! Madonna mia, che uea! Madonna mia! D'essere da solo, agguagliata. Abbiamo preso la botta dietro alla testa. Sveglia ragazzi, sveglia, dai. Madonna mia, che reche. Ragazzi, ci stanno facendo affettine? Ma Mario Rui sta discutendo con Spalletti, che lo vedo che parla. Bravo Lobotka, vai, che para raspa gol. Ce l'ha tirato un gol, ce l'ha tirato addosso. Rasparato. No, questa non la devi sbagliare. Bravo Lobotka. Dai Politano, dai, provaci, alto. Politalto. Sostituzione per me perfettamente logica. Perché Ndombele stava facendo compitino e non può essere. Ah, guagliato, sta facendo una 10 partite, sta guagliata. Oh, Maronna santa. Mamma mia, nessuno. Napoli. Bravo Anghissà. Vai Mario Rui, Maro col destro! C'è tutto il tempo. Calma. Perché sto tutto agitato che poi trasferisco l'agitazione ai giocatori? Calma. No, che re che Weah. No, non c'è niente da fare. George Weah. Ah! E qua niente cartelline, ancora niente. È arrivato. Ma per forza, perché Kvara se ne va con la mano in faccia, in collo. Dai ragazzi, dai. Eccolo. Ganghissà è stato trattenutissimo. Credo. Voglio credere. Bravo Simeone. Io sono clamorosi quando fanno falli proprio evidenti. Meite l'ha trattenuto abbastanza. Ma andiamo avanti. Fanno falli proprio evidenti. Questo è rigore proprio. E dicono vabbè. Mamma mia. Lobotka che dà il pallone agli avversari. Pure Anghissà. No. C'è qualcosa che non va. Serve uno specialista sui calci piazzati. Serve lo specialista. Bravo Zielu. Simeone quasi. Anghissà. Kvara. Beh, cross. Sì. E Giovanni Simeone fa una cosa da centravanti. Giovanni Simeone fa una cosa da centravanti. Credo che Mario Rui abbia fatto l'assist vincente. Quanto mi piace Simeone, mamma mia. Il titolare dei 35 minuti dopo, però se la merita pure una partita da titolare. Bravo Simeone. E a nostro. Bravo Zielinski. Si è girato il ginocchio. È rimasto il ginocchio a terra, raccomane. Kim. Voglio dire, stava entrando Elmas al posto di Kvara e ha dovuto cambiare, credo. Bravo Lobotka. Eh sì, perché ha fatto 5 cambi, questo era il terzo slot. Preferito mettere Oliveira per le pallate. Bravo Lozano. È pazzo però. Non dirà così che... Questo è il fatto che dice Spalletti. Se Kvara tira sempre, poi dopo anche il compagno dice mo tiro pure io. Attenzione. Maronna mia. Fuori gioco. Radu. Scalante. No, che no, No.
Mamma mia, Ciofani. Si prende ancora falli importanti. Kvicia, Kvaratskhelia. Meret. Anche se non ha vinto un contrasto di testa, secondo me, neanche per sbaglio oggi. Guarda, ma questo poi significa dover ruotare. Bravo Simeone, guarda là. Bravo. Bravo Lobo. Vai Zielinski, vai. Bella palla di Simeone, vai Kvara, divertiti. L'abbraccio, Lozano. Allora, Kvara, presidente della regione Campania, subito, perché l'altruismo e anche il capire che magari per portarsela l'altruismo, il gol di Lozano, Kvara ha sbloccato Lozano. Bravo Lozano a seguire, bravissimo Kvara! Kvara, mamma mia, col contagini per Simeone. Arriva Lozano! Radu, che hai parato? Ha segnato Olivera! Ha segnato Mattias! Come assist di Di Lorenzo, tra l'altro, e ce lo prendiamo proprio bello. Patrizio Olivera. Beh, un bell'attacco alla porta di testa. La testa, la fisicità. Ragazzi, adesso tutti quanti in coro, sotto nei commenti. Questa è una partita che il Napoli degli anni scorsi non avrebbe mai, anzi avrebbe perso. Ditelo, mi fa piacere. Va bene, va benissimo. Mamma mia che trappola. E facciamo i complimenti alla Cremonese, che è una bella squadretta. Oliveira fa così. Che è una bella squadretta che ci ha messo in seria difficoltà. Servivano, no, check in goal, no. È buono, lasciate like, ne voglio 1926, penso sia un giusto numero per questo Napoli che mantiene uno score a Cremona, storicamente non era facile, vai. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.